Funziona? Adesso funziona. Vi prego, ragazzi. Allora, benvenuti a tutti, benvenuti. Per chi non ci conoscesse, noi siamo Libreria Italipost, siamo una libreria indipendente. Ci occupiamo anche, grazie alla nostra azienda omonima Italipost, di produzioni editoriali e di festival letterari. All'interno del nostro ciclo settimanale di autori ospitiamo saggistica, narrativa e anche cose tanto belle, tanto utili come appunto l'ultimo libro, L'arte di mettere in ordine la vita di Irina Potinga. Grazie mille, grazie Giulia e grazie a tutti voi, per me è un grandissimo piacere vedere. Ciao banane, ok. Ciao. No. Riuscite ad attivarmi anche il secondo gelato? Devo farvi qualcosa io, non lo so. Hello? No. Che serata meravigliosa. Vabbè, ma... È schiacciato. Prova. Lo switchiamo, voilà. Sì, ecco. Prova. Ma adesso quello funziona, adesso questo non funziona più. Grazie Giulia e grazie a tutti voi, per me è un grandissimo piacere vedervi qua e poi anche abbracciarvi e scambiare due parole al firmacoppie dopo. Senza appoggiare nulla sul tavolino. Non appoggiamo più nulla, così in piedi facciamo. Allora, io faccio una brevissima presentazione, ma credo che questa Non sera... funziona? No, non No, funziona, ma non tieni. Guarda, faccio una brevissima presentazione, ma mi pare di capire dai numeri che stasera comunque non servirebbe. Allora, siamo insieme a Irina Potinga, creatrice del progetto Spazio Grigio, da più di 500.000 di follower, ormai, congratulazioni. Grazie. E Spazio Grigio si occupa di minimalismo, di crescita personale e di cose belle, tant'è che... Solo così bene. Oh, esatto, solo cose belle, esattamente, solo cose belle, che ormai è bestseller in collana Oscar, bestseller Mondadori. Sì. Quindi un altro bel traguardo. Allora, sempre con Mondadori, siamo alla seconda uscita, quindi siamo con l'arte di mettere in ordine la vita. E io ho una domanda, me la sono preparata, voglio riuscire a farla. Vai. Quanti di voi hanno già fatto il cambio degli armadi? Hanno guardato i miei video. Ok, chi l'ha fatto con l'amore del caos e chi l'ha fatto seguendo invece uno schema, un Metodo. chi con il caos? Vabbè, quindi tutti quanti con metodo, gli altri? Mi seguono. Esatto! Fantastico! Come minimo sarebbe questo. Fantastico, bene, sono contenta. Allora, io volevo dirti anche una cosa, Irina. Io ho fatto veramente fatica a preparare questa intervista perché solitamente con la narrativa, con i saggi, c'è una trama, c'è un libro che comincia da A a B, lo prepariamo, lo leggiamo, ci prepariamo delle domande, però io, leggendo il libro, dopo 2 o 3 pagine di appunti, ho detto, non possiamo stare 3 ore, diventa un sequestro di persona se parliamo di tutte le cose, sì. perché di fatto è un libro che andrebbe aperto quasi ogni giorno. Sì, sono tante le cose, infatti. Tante le Sì. cose, quindi mi hai messo in seria difficoltà e quindi io partirei per le grandi macro aree di questo libro. Certo. Senza spoilerare, senza dire nulla di troppo importante. Allora, in questo libro noi cominciamo affrontando innanzitutto il lavoro interiore. Poi abbiamo invece il passaggio all'azione e poi, forse la cosa più faticosa, le abitudini semplici e i grandi risultati. Allora, cominciando a leggere il libro, a me è venuto subito da sorridere perché all'interno del capitolo lavoro interiore tu dici, capita la mattina di svegliarsi e pensare la mia vita fa schifo. Sì, in realtà la versione originale era un po' peggio di così. Ok. Diciamo che l'editor ha proposto questa versione. La versione originale era che vita di merda. Possiamo dirlo. L'editor ha detto facciamolo così, va bene dai. Vabbè, dai, partiamo da lì che in effetti è l'inizio. Parliamo di circa 7-8 anni fa, ma credo che qualcuno già qui lo sa perché ho raccontato parzialmente anche nel libro Solo cose belle, parzialmente, perché lì comunque mi sono mantenuta su
sui temi che comunque c'entrano con il decluttering, di cui normalmente parlavo. Con questo sono andata molto più in profondità e ho raccontato anche molto molto di più, ho condiviso cose che mai avrei pensato che avrei condiviso e quindi ho condiviso anche quella parte dove in cui mi svegliavo e pensavo insomma che la mia vita non mi soddisfa, eppure teoricamente andava tutto bene perché avevo il lavoro e quel lavoro diciamo stabile, avevo il ragazzo, vivevo in una bella città, volevo da tanto vivere, cioè era un desiderio vivere in una grande città, quindi teoricamente tutto andava bene, eppure non c'era quella cosa, cioè mi sentivo che non sto creando valore, che il mio potenziale non viene veramente sfruttato, che non è per questo che ho studiato, che non è veramente questo che voglio fare. E da lì è iniziato un percorso comunque durato anni, infatti non è nulla così, non c'è nulla di magico, non c'è nulla di aria o acqua o cose del genere, proprio c'è tanta sostanza e tanta consistenza in questo libro. E vi porto con me nel mio percorso quello che ho fatto, così come è stato veramente, che comunque è durato anni, ha toccato tanti ambiti, di cui ne ho raccontato di alcuni nell'altro libro, in questo invece molto molto di più. E questo perché, dato che sono riuscita già dopo un paio d'anni a crearmi una vita completamente diversa, una vita che sentivo più mia, ecco, perché non si tratta di fare chissà che cosa, diventare chissà chi, si tratta di diventare quello che sentiamo dentro, cioè una versione si dice spesso la versione migliore di noi, ecco io direi la versione più autentica di noi, perché dentro sentiamo quello che dovremo fare, però come fare a tirarlo fuori, come fare a capirlo, come lasciare andare il superfluo, ecco c'entra sempre con il lasciare andare, con il fare decluttering, di tutte quelle cose che stanno tra noi e la vita che vorremmo avere, tutti quei strati che abbiamo messo addosso negli anni, ci siamo attaccati addosso, per scoprire pian piano che cosa vogliamo, qual è quella versione più autentica della nostra vita che vorremmo vivere e quindi come arrivarci. È un percorso che io ho fatto, è un percorso che mi ha dato tante soddisfazioni ed è per quello mi sento di poterlo condividere anche con gli altri. Tu parli di sogni, di realizzazione, di successo, e allora volevo condividerti questa cosa che è successa in libreria qualche settimana fa, parlando con un lettore, con un cliente come tanti, e si parlava di sogni. Uh-huh. E ci dicevamo, cavolo, i sogni, si fa presto a dire realizza il tuo sogno, e lui ci diceva io non so nemmeno qual è il mio sogno, non so nemmeno se ce l'ho un sogno. Sì, ma tanti così. Ogni volta che si parla in realtà di desideri, di sogni, viene fuori questa cosa, ma io non so cosa voglio. Cioè, sapreste, ho visto questa domanda proprio l'altro giorno, se ti chiedo qual è il tuo più grande desiderio, sapresti rispondere in 3 secondi? Ecco, però dovremo saperlo, cioè verso cosa stiamo andando? Perché noi comunque stiamo andando da qualche parte, ogni giorno stiamo consumando le nostre risorse di tempo, di attenzione, di energia, di soldi, stiamo sempre spendendo, passando. Ecco, dove stiamo andando? Verso che cosa? Cioè ci dovrebbe essere comunque un desiderio, un sogno, un obiettivo, perché ok che io potrei anche essere generalmente soddisfatto della mia vita, però comunque le nostre energie, le nostre risorse dovrebbero essere impiegati in una certa direzione, altrimenti rischiamo che la vita ci porta in una direzione che poi ci accorgiamo che non è veramente nostra, perché l'abbiamo lasciata fare, decidere, scegliere da genitori, figli, colleghi, capo, chiunque, ma non noi. E quindi se abbiamo la direzione, almeno quel poco tempo, denaro e energia che abbiamo a disposizione, oltre a tutto ciò che già dobbiamo fare, almeno sappiamo come indirizzarlo e dove spenderlo, insomma. Qual era il punto? Sogni e desideri. Tanti dicono, hanno questa cosa del non lo so, e infatti ne parlo anche nel libro perché è una cosa molto comune. Come capire? Intanto spesso non lo sappiamo perché
c'è tanto attorno a noi, c'è troppo di tutto, ci sono anche troppa scelta, e troppa scelta non va mai bene, perché troppa scelta lo capiamo anche quando apriamo l'armadio e ci sono troppi vestiti che non sappiamo cosa metterci. È la stessa cosa in ogni ambito, quando c'è troppa scelta ci sentiamo bloccati. Cosa dovrei desiderare? Subito ci viene più quello, cos'è che dovrei desiderare? Ok, la casa ce l'ho, forse dovrei desiderare una macchina migliore, o forse dovrei desiderare di cambiare lavoro. Si pensa sempre a cosa dovremo, secondo gli altri, fare o avere o desiderare. E invece in questo libro guido un capitolo alla volta a scoprire ciò che veramente vogliamo noi. E non è così facile, ma appunto per quello ci sono libri, per questo, cioè, se fosse facilissimo non staremo qui a parlarne. Perché c'è un metodo, ci sono esercizi che ho fatto anch'io che ti aiutano a scoprire questa cosa. Io mi sono annotata una frase che voglio condividere con voi e che credo scriverò sopra al mio letto per leggere ogni mattina. Tu dici: il successo è la coerenza tra ciò che desideri e ciò che vivi. Però se fosse così semplice, se fosse così semplice, allora, come ti dicevo, mi sono detta, non possiamo parlare di tutto quello che c'è nel libro, quindi ho scelto di voler parlare assieme a te un po' dell'ecosistema che ruota attorno a questo libro e attorno a Spazio Grigio, sulla ricerca del proprio sogno, del proprio desiderio. Io ero curiosa di chiederti quali sono le voci interiori più comuni e le convinzioni limitanti che hai visto emergere nella tua community. Certo, infatti spesso non sappiamo dove stiamo andando, cosa desiderare, cosa sognare, perché abbiamo questi pensieri limitanti dentro di noi, del tipo non ce la farò, quindi neanche lo desidero. Ma di nuovo parliamo di desideri di qualsiasi tipo, può essere grandi traguardi, ma anche banalmente voglio avere la casa in ordine, o voglio essere questo tipo di persona, o voglio avere un guardaroba capsula. Anche questo è un desiderio, no? Anche quei desideri semplici, però abbiamo quei pensieri dentro di noi, alcuni a volte ne siamo consapevoli, ma spesso non ne siamo consapevoli, del tipo non ce la farò, ma chi sono io per provarlo? Io non sono quel tipo, ma tanto io sono ritardatario, io sono disordinato, e magari vorresti provare, però hai quel pensiero dentro di te che già subito ti blocca. E una volta che hai questo pensiero, basta, è finita lì, ti sei messo un muro davanti e basta, è letteralmente finita lì. E di questi nostri pensieri, che possono essere pensieri negativi, limitanti, sono un po' come delle gabbie che ci bloccano, che ci tengono fermi in una realtà, in una versione che a volte non ci rappresenta, in cui non ci riconosciamo. E il fatto è che non possiamo liberarci dalle gabbie di cui non siamo consapevoli, cioè che non vediamo, che non riconosciamo. E quindi uno dei primissimi passi è proprio questo, provare ad analizzare i propri pensieri, letteralmente chiedersi a cosa sto pensando mentre, non so, penso a me stessa. Come penso, cosa penso quando penso al mio lavoro, alla mia casa, alle mie opportunità future, al giorno d'oggi, al mondo d'oggi, perché chiunque, insomma, tutti noi abbiamo pensieri diversi e non è mai la realtà, cioè non c'è una verità assoluta, non c'è una risposta uguale per tutti. Vediamo tutti noi il mondo in modo diverso, in modo soggettivo, e pensiamo che il modo in cui pensiamo sia oggettivo e sia la realtà, ma non è così. Infatti anche se chiediamo a qualcuno, a più persone di descriverci, ognuno avrà una versione diversa e magari pure diversa da quella che abbiamo noi di noi stessi, e questo perché ognuno ha la sua verità, diciamo così, e quindi letteralmente basta cambiare un pochino il modo in cui vediamo certe cose, un po' il modo in cui ci parliamo o il modo in cui descriviamo la realtà, e cambia la nostra realtà, letteralmente vediamo il mondo in modo diverso, da una mentalità di scarsità a una mentalità di abbondanza, e qua cambia la vita. E
Lo dico perché io ci sono passata, cioè mi sono informata molto su questo, ho fatto tanta ricerca perché non parlo mai così, ma tutto questo, tutto quello che ho messo in questo libro ci sono passata, tutti gli esercizi che vi propongo, tutti li ho fatti anch'io, infatti spesso faccio anche gli esempi di cosa io ho effettivamente scritto, perché questi esercizi di questo libro, che è un po' una guida, un po' un manuale, mi hanno aiutata a uscire da quel pensiero che io non potrei perché chi sono io, oppure io non sono abbastanza questo, io non sono abbastanza quello per fare queste cose. E invece lo ero, ma dovevo prima capirlo io, crederci io e poi da lì tutto va meglio. Certo. Ci parlavi appunto di quelle che le persone vivono come limitazioni, ma grazie appunto alla tua popolosa community, io penso che tu abbia anche l'opportunità di avere uno zoom antropologico, sociale su quelli che sono i desideri delle persone. Cosa vogliono le persone oggi? Vogliono proprio questo, una vita più autentica, più libertà, più tempo per se stessi. Adesso sempre più persone si risvegliano, diciamo, da questo, cioè per tanto tempo abbiamo inseguito ciò che gli altri ci dicevano di fare, un po' quello che la società ci mostrava cosa fare, la strada battuta, no? Questo, non so, lavoro di un certo tipo, famiglia di un certo tipo, una vita di un certo tipo. Per tanti anni abbiamo seguito questa strada, pensando che fosse questa la via per la felicità, pensando che questa fosse l'unica via forse, o quella più giusta, ma al giorno d'oggi sempre più persone si rendono conto che in realtà ci sono molte più vie e ci sono molti modi diversi di vivere, forse anche il fatto di avere accesso ai social, quindi vedi tanti modi di vivere che sono diversi da quello che abbiamo sempre ritenuto più giusto. Anche sul discorso minimalismo, decluttering, accumulare, abbiamo sempre, cioè i nostri genitori, almeno la gran maggior parte, hanno accumulato, ed è quello che abbiamo fatto anche noi, perché così è giusto, cioè è giusto avere tutte queste cose, è giusto avere un armadio pieno, è giusto avere cose per sicurezza, per non si sa mai, per un domani, ma perché loro sono venuti da una generazione, un periodo storico che è stato un po', c'è stata scarsità di risorse, ma non significa che è così che dobbiamo fare, quindi andare un po' a mettere in discussione come si è sempre fatto, che in realtà non è il sempre, è semplicemente la generazione prima di noi. Però sì, e quindi sempre più persone desiderano questa cosa qua. Uscire da queste gabbie, da questo si è sempre fatto così, io dovrei fare questo, da cosa gli altri si aspettano da me, da cosa dovrei fare, perché anch'io ho seguito questa strada della serie studio bene, devi studiare bene, lavorare bene, tutto andrà bene, no? Beh, non proprio, e quindi ho studiato bene, sì, mi sono laureata, sì, dopo la laurea, dato che non sapevo cosa fare della mia vita, vai a fare anche la magistrale, altri 2 anni e mezzo, e studia fino a 27 anni per poi finire, a me di economia non mi interessa niente, e quindi lì capisci, ok, no, magari non era l'unica strada e la strada giusta per me, e questo. Quindi le persone si stanno risvegliando e vogliono cambiare. Essendo che è una cosa che vivo anche personalmente, io però la vivo con una gran fretta, e invece tu ci parli di approccio gentile. Sì. Ma con la fretta di star meglio, come... Ma noi possiamo stare meglio già oggi, cioè nel senso il metodo gentile è per cambiare a lungo termine, ma perché ci vuole tempo per cambiare, cambiare anche solo un ambito della nostra vita, perché quello che voglio dire è che non è che bisogna stravolgere la vita, perché c'è chi è soddisfatto, generalmente parlando, del proprio lavoro, della propria famiglia, però magari non è soddisfatto della casa o non è soddisfatto di come passa il tempo, oppure degli acquisti che fa, del modo di spendere soldi. Comunque chiunque ha quell'ambito 2, 3 in cui non è del tutto soddisfatto. E per questo ci vuole tempo, quello è sicuro, non è nulla di magico che si fa così. Però
noi possiamo stare bene già oggi. C'è un capitolo che adoro nel libro, credo fosse quello sul successo proprio, perché noi tendiamo a cercare sempre la risposta fuori. Praticamente nel capitolo spiego perché le persone solitamente cercano fama, riconoscimento, denaro, questo tipo di traguardi come successo, che vengono visti come successo. Ma tutto questo è vogliamo tutte queste cose, le rincorriamo per le emozioni in realtà, perché vogliamo essere visti, vogliamo essere accettati, vogliamo essere amati, vogliamo essere rispettati, ma tutte queste cose nessuno ce le può dare se non ce le diamo noi per prima, perché il mondo è il nostro specchio e quindi tutte quelle cose, la bella diciamo, risposta, la buona notizia è che tutte queste cose sono già dentro di noi. Noi possiamo darci quel rispetto, quella gratitudine, quell'amore che tanto desideriamo da fuori. E prima ce lo diamo e prima emaniamo queste belle cose e prima tiriamo queste cose anche da fuori. E quindi per quello dicevo, sì, per cambiare effettivamente casa, modo di acquistare, lavoro, ci può volere tempo, ci può volere un mese, un anno o 5 anni, ma possiamo stare bene già oggi lavorando sulla nostra mente, sul nostro mondo interiore, e cioè rendendosi conto di tutti quei pensieri negativi o limitanti che potremo avere, perché sono quelli che ci fanno stare male. Non è il non avere una certa cosa o il non avere non so, il salotto in un certo modo o la macchina di un certo tipo. Sono i nostri pensieri che ci fanno male, sono quelli per prima che dobbiamo lasciare andare. Difficile. No, io sono affascinata, cioè se si potesse avere una Irina ogni mattina che ti fa cominciare la giornata sarebbe, vabbè, ci arriveremo. Ma ci si arriva veramente, anche a queste consapevolezze ci ha messo anni ad arrivare. Quindi è partito da un desiderio sì. di conoscere, di scoprirmi, di capire che cosa voglio, di capire qual è la via di mezzo, perché io per tanto tempo anche di questo ne ho parlato nel libro, del discorso ego che da una parte vuole di più, dall'altra parte. Allora, ci sono due facce dell'ego. Quella che riconosciamo sempre, no? Che diciamo, sei egoista, perché quella parte del nostro ego vuole cose, perché si identifica nelle cose, no? Vuole tanto, più hai meglio è, cose, macchine, vestiti, eccetera, la cabina armadio da 8 ante e così via. Dall'altra parte però c'è un'altra faccia dell'ego che è molto raro riconoscerla, e cioè quella che ci dice che a me questo non interessa, a me i soldi non interessano, a me la cabina armadio non interessa, a me la macchina non interessa, io non voglio queste cose, e nel dire queste cose si sente superiore. Cioè è quella parte di noi che pensa, cioè giudica superficiale, materialista, chi desidera queste cose o chi ha queste cose, e nel fare questo ci sentiamo superiori. Io mi sento superiore perché a me i soldi non interessano come interessa invece a quella persona. Ecco, c'è anche questa parte, e anche questa è una gran fregatura, perché nessuna delle due ci porta a stare veramente bene, a stare sereni, a essere felici, perché abbiamo bisogno di cose, sì, quindi non dobbiamo giudicare queste cose, però dall'altra parte bisogna anche sapere il limite, e la risposta è questa via di mezzo, per quello allora Spazio Grigio, il nome arriva proprio da questo, dalla via di mezzo, dove si trova la soluzione migliore, la risposta migliore, che non è mai, cioè nella vita reale non esiste bianco e nero, quindi anche cercare io sono così o io sono così, anche darsi queste etichette, ecco, queste etichette sono anche questi limiti. Ecco, non va bene, perché la via di mezzo è veramente la soluzione. Però perché sono arrivata a parlare di questo? Ma parla pure, ma guarda. Non mi ricordo. Era il discorso dell'ego, perché sono tutte cose insomma che
ho scoperto pian piano, sì, dicevo, perché ci ho messo, e io ero in mezzo tra questi. Io da una parte mi chiedevo, devo volere le cose o non le devo volere? Perché teoricamente, cioè, la società dice che le devi volere, però poi ci sono queste persone più spirituali, più buddiste che ti dicono non devi volerle. E allora sei lì che, ma cos'è che devo fare? Io veramente per anni sono stata in mezzo a questo dubbio, che è quello che dicevo, che ci vuole tempo anche per arrivare a certe consapevolezze, finché ho capito che in realtà è la via di mezzo. Abbiamo bisogno di cose, non dobbiamo giudicarle. Va bene avere una bella borsa, va bene avere belle cose, ma non sono queste che ci identificano, non sono queste che ci danno valore, non sono queste che ci portano a quella vera felicità a lungo termine. Quindi alla fine è la via di mezzo, insomma. Però anche per arrivare a queste consapevolezze ci vuole tempo. Mi sa proprio di sì. Per sentirle, perché noi magari qualcuno ce lo dice in video, ve lo dico io adesso, ma un conto è sentirlo, un altro conto è... Così, un conto è sentirle sì con l'orecchio, no, ma un altro conto è sentirle veramente, arrivarci proprio dici... Ora l'ho capito, cioè ora davanti a questa scelta ho capito qual è la scelta migliore, qual è quella via di mezzo, e per questo ci vuole tempo. Restando nel dinamismo e nel tempo che occorre per le cose, Sì. tu a un certo punto, viene ripetuto più volte nel libro, diventa chi sei. Allora, diventa chi sei. Io ho una domanda che è anche un po' provocazione. Diventa chi sei, però è un invito statico nel tirare fuori qualcosa che hai o è un invito dinamico per costruirlo? Cioè è un percorso di scoperta di qualcosa che ho o di costruzione? No, è di scoperta, non è costruzione, perché noi siamo già completi, sufficienti, pieni esseri umani, non dobbiamo costruire niente. Noi siamo... Cioè abbiamo valore per quello che siamo, abbiamo valore perché siamo nati, non esiste costruire, anche questo discorso di versione migliore di me, di cui comunque l'ho scritto un paio di volte nel libro perché è il modo in cui si dicono certe cose, però non è questo, è proprio scoprire il nostro valore, vedersi, autovedersi e autoparlarsi con gentilezza e con positività, cominciare a vederlo di più fuori. E il discorso è più scoprirsi, tirare fuori, capire il proprio valore, capire ciò che vogliamo, non è tanto creare, costruire, quello diciamo viene dopo. Ci sono anche, parlo anche di questo, di ascoltarsi, perché per farlo bisogna calmare la mente, è una cosa che si fa raramente al giorno d'oggi perché ci sono tanto rumore, ecco, in poche parole, tanto rumore, tante notifiche, tanti pensieri sempre sul cosa devo fare, cosa faccio dopo, e mangiare, bambini, e gatto, e lavoro, e casa, insomma è sempre un bla 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 continuo, non ci fermiamo mai effettivamente, anche solo un attimo a rendersi conto dei propri pensieri, rendersi conto di tutti questi flussi di pensieri, calmare la mente, chiedersi ma come sto, ma dove sto andando, e anche semplicemente a non pensare per un attimo, ma non pensare cosa vuol dire? Perché noi esseri umani non siamo capaci di non pensare, a meno che non sei un monaco buddista che ha fatto pratica per tanti anni. Significa calmare la mente, significa rendersi conto dei propri pensieri. E quando tu ti rendi conto, guarda, sono entrata di nuovo in questo flusso di pensiero sul lavoro, sul passato, su una vicenda del passato, semplicemente ne rendi conto e la lasci andare un attimo e passano quei 3 secondi senza pensieri, poi ne arriva un altro. Però è proprio questa consapevolezza, quei pochi secondi tra questi flussi di pensiero, che è calmare la mente. E tra uno e l'altro sono proprio quelle piccole pause di consapevolezza che ci portano a sentire noi stessi. Io ho questa cosa in doccia, perché è l'unico momento in cui non ho TV, e allora la TV io non ce l'ho, però non so perché l'ho detto, non ho computer, diciamo, non ho marito o figlio, non c'è nessun rumore, ma anche il telefono. Per me, ecco, per qualcun altro è la TV, per me è il telefono, perché dato che comunque è il mio lavoro, è tutto il mio mondo è nel telefono, ce l'ho spesso in mano e quindi ogni momento vuoto, sto aspettando in fila, sto facendo qualsiasi cosa, il telefono. Una volta alla fermata dell'autobus
si stava con se stessi, si calmava la mente, o in fila al supermercato o in qualsiasi fila, niente, si era consapevoli. Adesso questa consapevolezza non c'è, perché ogni minuto libero che ce l'abbiamo lo usiamo per stare col telefono, per fare una chiamata, per qualcosa, per lavorare, per mandare un'email, e quindi quei momenti adesso sono sempre più rari rispetto anche al passato. Tant'è che tu parli anche di decluttering digitale, infatti. Sì, decluttering digitale, decluttering interiore, decluttering mentale, perché in questo libro, dato che ne ho parlato tanto in Solo Cose Belle di decluttering materiale, qua andiamo un po' a eliminare un po' il next step, no? Andiamo più in profondità della serie, ok, ho lasciato andare il superfluo materiale dopo l'altro libro, o comunque dopo i miei 50.000 video, ora, che si fa ora? Ecco, con questo libro ho cercato di dare un po' anche un seguito del tipo, ok, ora puoi andare un po' più in profondità, hai lasciato andare queste cose, ora metti un po' in discussione come ti parli o come vedi il mondo, come vedi le tue opportunità, il tuo futuro e così via. Io ti seguo da veramente molti anni. Ah, dai? Sì. Ok. Sì. Non lo sapevo. Se io so fare un cambio dell'armadio è perché me l'hai insegnato tu, quindi grazie. E quindi sì, volevo portarti una provocazione che magari risuonerà anche nel pubblico questa sera, ovvero quando io mi trovavo a parlare di te ad amici, parenti, e dire no, tu non puoi capire, devi guardare questa cosa perché io ho imparato. Mi arrivava, allora, c'era un po' me lo sono scritto, c'era un po' ma sei ordinata? Quello che mi arrivava era, ma sei ordinata o stai performando l'ordine? Cioè nel senso, capisci? Questo non l'ho capito. E neanche io, nel senso, ti è mai capitato che questa cosa di voler mettere il messaggio dell'ordine però venisse frainteso come perfezionismo ossessivo, cioè forma di controllo magari sulla vita, una cosa forzata su invece il caos naturale? Sì, ma qualcuno mi ha fatto anche una domanda tipo minimalismo è perfezionismo, una cosa del genere. Secondo me non c'entrano niente una con l'altra. Perfezionismo, sapete cos'è? È un modo per procrastinare la vita. Finché non sarò perfetto non farò quella cosa, finché non sarò perfetto non inviterò, finché la casa non sarà perfetta non inviterò ospiti, finché io non sarò così e così non aprirò il mio blog, non andrò a questo colloquio di lavoro. Ecco, perfezionismo è procrastinare la vita, e minimalismo è lasciare andare il superfluo, quindi sì, sono cose completamente diverse, ma parliamo un attimo del controllo. È un modo per avere un certo controllo, ma secondo me è necessario al giorno d'oggi, perché non è che possiamo avere chissà quanto controllo sulla vita, su ciò che ci accade effettivamente. Una volta forse magari anche di più, perché la vita era un po' è quella, con il lavoro stabile. Adesso in realtà c'è meno controllo, e poter aver controllo su alcuni aspetti della nostra vita, banalissimi come la mia casa, io so dove sono le mie cose, io so quante cose ho, il mio guardaroba, avere le cose in ordine, in realtà ci dà un certo potere e ci dà una certa anche autostima e fiducia in noi stessi, fiducia nel poter fare. Io riesco a tenere la casa in ordine, io riesco a tenere il mio guardaroba in ordine, perché svegliarsi, perché ci sono persone che letteralmente non sono in grado di farlo, magari c'è qualcuno anche tra di voi, e lì loro si sentono appunto questa autostima, fiducia in se stessi non c'è. Ma se tu non riesci a fare questo, come fai ad avere il coraggio, quell'autostima giusta per andare al colloquio di lavoro, del lavoro dei tuoi sogni, o di approcciare quella persona? È questo, quindi avere il controllo su certe cose, su certi aspetti della nostra vita, e ben venga. Io non capisco chi critica queste cose, secondo me è tanto per... Non voglio mettermi in discussione, non voglio mettere in discussione come ho sempre fatto, come mi hanno insegnato magari i miei genitori, oppure non voglio mettere in discussione le mie cattive abitudini di acquisto e di accumulo e di disorganizzazione e di disordine. Allora critico chi invece ci riesce,
per me è questo. Mettiamo caso che ho il controllo, ho il coraggio, ho trovato il mio sogno. Come creo la costanza, però? Ah sì, questo è il discorso delle abitudini, è lì che stai arrivando con questa domanda. Sì, sto arrivando proprio lì, esatto. E per quello la terza parte di questo libro sono le abitudini, perché alla fine, ok, tutto bello, belle parole, ma poi in realtà c'è anche i desideri, ok, ho questi desideri, bene, ho deciso da domani questo, da lunedì questo, dal 1° gennaio questo, tra l'altro che sta arrivando, ma poi come si materializza tutto questo? Si materializza nella vita quotidiana tramite le abitudini, tramite quelle piccole abitudini, piccole azioni di cui, insomma, che non ce ne rendiamo conto a lungo termine, all'inizio sì, ma che comunque ci vengono in modo automatico. Le abitudini sono queste azioni regolari che ci vengono molto facilmente, a cui non dobbiamo quasi neanche pensare. Ecco, è questo che vogliamo che creare quelle piccole abitudini, non sono tante, non sono chissà che difficili da fare o chissà quanto tempo che ci voglia, sono 5 precisamente, quelle che propongo nel libro, ma sono quelle che aiutano a materializzare i nostri desideri, la nostra visione. Mettiamo che io ho calmato la mente, mi sono ascoltata, ho capito che vorrei questo. Ecco, materializzare quella visione e quei desideri, ciò che vogliamo, quell'idea che abbiamo, insomma, della vita e di quella versione autentica di noi nella vita reale. E queste abitudini, appunto, spiego anche il miglior modo per creare un'abitudine, poi vado in profondità di ogni abitudine, del perché, del come. Ecco, spero davvero che sia una cosa abbastanza completa che aiuti. Magari sarà capitato anche a voi di leggere qualche articolo online, adesso non mi ricordo i dettagli, magari tu sì, Irina. Ho letto che si è calcolato un periodo di tempo per il quale far durare un'azione prima che diventi non esiste. No. Allora c'è chi dice 21 giorni, c'è chi dice 30 esatto. giorni, non è vero. Dipende da tantissimi fattori in realtà, quindi non esiste un giorno. Ma perché questo? Perché magari è un'abitudine che tu metti in atto una volta a settimana però, perché non tutte le abitudini sono effettivamente quotidiane. Però se è un'abitudine che tu metti in atto una volta a settimana, ci può voler molto di più, ci possono voler 6 mesi. Se invece è un'abitudine quotidiana potrebbe volerci 1 mese come 3 mesi, ma dipende anche quante volte hai saltato in mezzo, perché non esiste che io oggi inizio un'abitudine e sarà costante da qui per 30 giorni, è mission impossible. Cioè, anche per questo è metodo gentile, perché questi sono cioè non dobbiamo pretendere da noi di diventare perfetti così in un attimo e quindi no, non esiste un periodo prestabilito che si segue i 21 giorni questa cosa no, funziona molto a livello di marketing. Allora, un po' di spoiler, voglio fare una cosa che durerà 14 giorni, ok? Perché alle persone piace quest'idea che ok, 21 giorni io farò questa cosa, sicuramente ti aiuta a iniziare una cosa, ma non è che in 21 giorni diventi, cioè da così a così, no, ci vuole tempo. Mannaggia. Sì. Io speravo, sì, 21 giorni, cambierete la vostra... No. Prima parlavamo di filosofia, di buddismo. A me è risuonato più di una volta, sì. Non il buddismo esplicito, però qualche concetto, la via di mezzo di cui parlavi prima, ci sono dei concetti che risuonano, però si parla anche di neuroscienza moderna nel libro. Sì. Come sei arrivata a combinare filosofia buddista e neuroscienza? Ma in realtà la scienza spesso non è che scopre cose che adesso, cioè, sono cose che sono sempre esistite e ci sono queste filosofie che ne hanno sempre parlato, semplicemente che adesso le ricerche, la scienza le scopre, diciamo, le mette in pratica, non fa la ricerca. Cosa vuol dire alla fine scienza, ricerca? Prendere 100 persone, metterle in una certa condizione e vedere il risultato.
Però sono cose che magari sono sempre esistite, di cui si è sempre parlato, però adesso diciamo sono scientificamente provate, ok? Ma spesso si parla delle stesse cose, per esempio della neuroplasticità, per esempio della plasticità del cervello, cioè praticamente letteralmente parlandoci in modo diverso cioè, letteralmente cambiando il modo in cui ci parliamo, dicendo tutto il discorso delle affermazioni positive, io ne ho parlato un paio di volte, leggendo affermazioni positive ogni mattina e quindi cominciando a integrare quelle frasi nella nostra vita, cambia il nostro cervello, cioè cambia la sua forma letteralmente. Sono appunto ricerche, quindi bello adesso poter dire è provato scientificamente, però sono cose che si sapevano, cioè i filosofi lo sapevano da tempo, e quindi per quello in realtà questo libro possiamo dire che è un mix di ricerche scientifiche moderne, ma anche di filosofie, stili di vita più spirituali e così via. Resto soltanto per un attimo sempre sul discorso filosofia e spiritualità. Velocissimo sondaggio, perché so che ormai è una meta molto di moda, anche io ne sono appena tornata. Chi è Bali. stato... Mannaggia! Chi è stato a Bali o in Thailandia? Immaginavo. Dai, che cavolo. Ok, 5, 6. sì, no. Ve lo state ricordando? Ok. Bali o Thailandia? Thailandia, ecco. Allora c'è... Anch'io ci sono stata. Per risvegliarmi spiritualmente non è successo. Non mi è servito. Porca miseria. Però si parla di mal di Thailandia, guarda, per un motivo. In realtà è una lezione importante. Capisci che non sta niente là fuori. Niente là fuori ti cambia, te ti porti dietro te stesso ovunque tu vada. Io mi ricordo, sono andata lì perché vedevo queste persone spirituali a Bali, no? Ci sono andata nel 2018, quindi era inizio del percorso, leggevo questi blog, ero super emozionata. Ok, andiamo a mio marito. Ok, non era ancora mio marito. Lui ha odiato quel viaggio, lui non ci casca a queste cose, diciamo, io ci sono cascata. Per lui è stato un incubo dall'inizio alla fine, perché comunque è un paese che c'è povertà, no? Che magari spesso non si vede, si vedono l'albergo è bellissimo, dietro l'albergo disastro pazzesco, ok. Però ok, lui a parte, io mi sono resa conto, sono andata a visitare, vedevo tante persone fare queste foto su una roccia con una vista bellissima e la vedevo come questa cosa, wow, andrò lì e sentirò la vita. Sono andata lì, c'era una fila chilometrica di persone per farsi la foto e avevi letteralmente 3 secondi per farti la foto perché la gente ti guardava male, stava un attimo di più. E lì mi sono resa conto, ma questa è una trappola, cioè questo è marketing, ma che risveglio spirituale stiamo parlando? E tante cose adesso si sono vendute così, però alla fine è sempre tutto dentro di noi e lo capiamo facendo un percorso di consapevolezza. Ecco. Io ho avuto la fortuna in questo viaggio di parlare con un monaco buddista al quale ho disperatamente chiesto come diventare come lui. Lui si è messo a ridere. Si è messa a ridere. Ecco l'ennesima occidentale che vuole il risveglio spirituale. Esattamente, mi ha risposto più o meno così, però mi ha anche risposto, cara, io posso anche darti pillole di saggezza buddista, però tu torni in Occidente settimana prossima e sei fregata, cioè l'Occidente... è tutto però un altro allora mondo. in realtà non dobbiamo sfuggire alla società, non dobbiamo sfuggire a quello che c'è fuori. Essere monaci buddisti significa essere in se stessi e consapevoli in qualsiasi posto, e questo è il punto. E ci si arriva, cioè io sono arrivata ad essere veramente serena in qualsiasi posto sia e qualsiasi cosa mi accada. Ho fatto una cosa l'altro giorno, la risposta è stata no. Ok, cioè letteralmente non mi ha turbata minimamente. Ecco, è questo il punto. Non è... Perché se noi cerchiamo un posto per essere sereni, allora non siamo veramente sereni. Non è così che funziona. È finto. Esatto. Allora, uscendo un attimo dalla filosofia e dalla spiritualità, libreria. Siamo in libreria, parliamo di libri. Allora, Decluttering dei libri. No. Siamo in una libreria. Non ne so parliamo. farlo.
non so farlo questo, mi manca. Però se hai voglia di spiegarcelo prossimamente in un video, no. Mannaggia. Il discorso comunque è sempre lo stesso, non è non avere libri, non è che poi mi hanno detto tipo tu parli di non avere libri ma poi scrivi un libro. What? Volevo arrivare proprio lì. E il discorso è sempre il lasciare andare il superfluo, ma il superfluo è una cosa soggettiva. Cioè un libro che per me è superfluo perché l'ho acquistato e sono 3 anni che è lì, so già che non lo leggerò mai, quello per me è superfluo. Per un'altra persona può essere il suo libro preferito, cioè non c'è questa cosa. Però il discorso è sempre lasciare andare il superfluo, ma anche andare un po' oltre, perché se noi ci soffermiamo solo sul mi serve o no, è bello o no, è utile o no, la risposta più probabilmente sarà sempre sì. Andare un po' più, cioè mettere in discussione un attimo questa nostra risposta, sì è tutto bello, tutto utile, mi serve tutto, ma veramente, davvero, ecco, perché io ho libri ovviamente a casa, però ho lasciato andare libri che avevo da anni che non ho mai scelto di leggere, e allora mi sono chiesta, ma se io per tutti questi anni non ho mai scelto quel libro, cosa deve succedere per farmelo scegliere? Perché ci sono sempre tanti libri in attesa, molto belli, che vorrei leggere, allora perché dovrei scegliere quello? Non c'è un motivo, infatti non mi manca, anzi neanche mi ricordo i libri che ho lasciato andare, perché sono libri che non avrei mai letto o mai riletto. Allora, io avrei tante di quelle domande da farti, Irina, però mi segnalano che mancano 10 minuti e io volevo giustamente lasciare spazio anche al nostro pubblico nel caso ci fossero domande. Ci sono domande? Se non ci sono, perché continuo a parlare, è meglio per voi che ce ne siano. Veramente, se o anche semplicemente curiosità, qualcosa, la vostra esperienza, è il momento per farlo. Eccoci. Arriva il microfono che forse funzionerà. Funziona, sì. Io voglio solo raccontare un aneddoto. Sono qui con mia figlia che ha 12 anni e ha letto il tuo primo libro 2 anni fa, quindi aveva 10 anni. Che bello! Ha scelto di leggerlo e da sola si è messa a fare decluttering. Adesso io la metterò in imbarazzo, dopo dovrà andare dallo psicologo, poverino. Adesso. Raccontare dei traumi. Dei traumi infantili. Allora, è un aneddoto. In quel periodo era proprio immersa nella lettura del tuo primo libro e ogni volta che io andavo al mercato, al supermercato, qualsiasi cosa, lei mi diceva: mamma, ma porta valore le 3 domande, no? Porta valore nella tua vita? Merita il tuo tempo, il tuo spazio? Un giorno ero al supermercato e c'erano degli oggetti tipo di decorazione di Natale, non so, e io mi ero messa a guardarle perché ho detto carine, no, da comprare, e si è avvicinata una signora a guardare anche lei. Arriva mia figlia con un falco dietro e fa: merita il tuo tempo e il tuo spazio? E poi quali erano le altre domande, amore? Porta valore alla tua vita? E ti serve davvero? Ti serve veramente? E l'altra signora di fianco a me fa: va bene, non lo compro. Bellissimo. Grazie. Non potendo clonarti, ci stiamo noi. Infiltrati. Esatto. Qualcun altro? Continuo? Va bene, allora. Ma perché sanno che poi potranno chiedermi Apriamo dopo. il vaso di Pandora. Allora, sì, prima scherzavo sulla frase, quella sul successo, perché ce n'è una che mi ha quasi commosso. Questa sì, la scriverò sopra il letto. Non scrivere niente sopra il letto. Scrivitela nel diario. Va bene, d'accordo. La vita comincia ogni mattina. Ok. Beh. Ha un peso significativo come frase. Quindi la domanda che ti faccio io come Giulia, non come conduttrice: quali piccolissime abitudini possiamo introdurre subito, da domani mattina? 5 minuti prima di fare qualsiasi cosa,
prima di, cioè, non magari andiamo in bagno, ok, però nel senso prima di iniziare proprio la giornata, di preparare colazione e tutto, prenderci 5 minuti per noi, magari a letto, sul divano, dove non ci siano figli o qualcun altro, insomma, e per non fare niente per noi, ma non col telefono, non con la TV, senza niente, proprio non fate niente, 5 minuti a respirare e essere, il discorso che facevamo prima, essere consapevoli dei propri pensieri, perché parte tutto da lì. La nostra realtà, la nostra giornata parte tutto dai nostri pensieri. E quando finite questi pochi minuti, pensate subito a come voglio passare la giornata, per cosa voglio impegnarmi in questa giornata. Voglio impegnarmi per cosa? Cosa voglio, cioè in cosa voglio dare il mio massimo? E magari anche sul discorso della gratitudine è bellissimo iniziare la giornata con la gratitudine, però per quello nel libro l'ho inserito alla sera, cioè pensare a 3 cose a cui si è grati, però in realtà si può fare anche al mattino, dato che mi hai chiesto adesso al mattino così. Ecco, queste cose, un paio di minuti di silenzio per non pensare a niente, che penserete a qualcosa, però essere consapevoli dei propri pensieri, avere quei 3 secondi in cui non si pensa a niente, pensare a cosa vorreste, come vorreste passare quella giornata, con che tipo di emozione e qualcosa per cui siete grati, una sola cosa. Ecco. Irina, grazie mille. Cambia, sono veramente talmente Fanno la banale, differenza. talmente banale, talmente semplice, ma è questo che fa la differenza, è questo, è l'inizio di tutto. Grazie mille Irina, Grazie a te. un grande in bocca al lupo per il progetto Minimal Grazie. e signori, Irina Potinga, l'arte di mettere in ordine la vita. Grazie mille.